Apriva le porte blindate delle abitazioni con una semplice tessera di plastica, entrava e prendeva quanto possibile. Poi, come se nulla fosse, si allontanava facendo perdere le proprie tracce. 100 i furti denunciati tra Mestre, Marghera e Spinea da gennaio a giugno, consumati nelle ore notturne ma anche di giorno quando gli appartamenti erano vuoti. Gli agenti del commissariato di polizia di Mestre hanno arrestato un abilissimo ladro seriale georgiano classe 1977 senza fissa dimora. La tecnica era sempre la stessa. Riusciva a entrare all'interno delle abitazioni senza necessariamente che forzare la serratura e rubando quello che si trovava di fronte nella prima stanza, dove normalmente è d'abitudine lasciare il portafoglio, le chiavi della macchina, alcuni gioielli, effetti personali che uno si tira fuori dalla tasca non appena arriva in casa. Il 42enne era abilissimo a non lasciare tracce, indossava un guanto e spesso un asciugamano intorno al collo, ma non solo. L'attività è stata particolarmente impegnativa appunto perché lui si muoveva spessissimo in macchina piuttosto che in bicicletta e faceva numerosissimi giri. In una circostanza l'abbiamo seguito da Mestre a Marghera a Padova e poi di nuovo a Marghera senza che lui mai si fermasse. Era sicuramente un professionista nel suo campo e questo lo attesta anche il fatto che in diverse circostanze gli stessi padroni di casa non hanno rilevato forzature nelle stesse serrature. Grazie al contributo delle vittime e anche di alcune telecamere interne alle abitazioni è stato possibile prenderlo. I furti attribuiti con certezza sono 14, ma gli elementi a disposizione fanno pensare ce ne siano altri. Ecco perché la polizia lancia un appello. Di essere assolutamente sempre fiduciosi nelle forze dell'ordine e di denunciare continuamente i fatti di reato come questi, perché poi quando arriviamo a trovare i responsabili abbiamo la possibilità di ricostruire l'intera trama di attività delittuose che sono state fatte e quindi attribuire ai soggetti responsabili ulteriori e più importanti responsabilità. In tutto il ladro avrebbe accumulato una refurtiva per decine di migliaia di euro tra contanti preziosi e prelievi effettuati con carte di credito rubate. Molta l'ha venduta, una parte, 1.500 euro, è stata recuperata durante la perquisizione nell'abitazione in cui viveva con la fidanzata a Marghera.